Ammonta a 317 milioni di euro il piano degli interventi a tutela delle province venete colpite dall'alluvione il mese scorso. Il piano è stato illustrato a Vicenza dall'Unione Regionale Veneta Bonifiche, in contemporanea con la presenza del piano quinquennale di difesa idraulica del Veneto. Dare sicurezza alle aree colpite dalla tragedia è la priorità dei consorzi di bonifica, come spiega Anna Maria Martucelli, direttore generale dell'Associazione Nazionale Bonifiche. La prima azione da svolgere da parte dei consorzi di bonifica è quello proprio di far conoscere alle autorità, alle istituzioni, quali devono essere le azioni da realizzare per dare garanzia e sicurezza territoriale da un punto di vista idraulico al territorio veneto. I consorzi di bonifica svolgono d'altra parte un ruolo essenziale nella risoluzione delle problematiche idrogeologiche del territorio. Questo è il commento di Andrea Crestani, direttore dell'Unione Veneta Bonifiche. Siamo strutture che sono presenti su tutto il territorio del Veneto, puntualmente su qualsiasi area, e la conoscenza di queste aree, soprattutto nei punti di debolezza, nella sua fragilità da un punto di vista idrogeologico, dà la forza ai consorzi per essere gli enti territoriali che hanno maggior competenze sulla difesa idrogeologica diffusa. La parola d'ordine, anche e soprattutto al di fuori delle emergenze, resta la prevenzione, afferma Giuseppe Romano, presidente di Unione Veneta Bonifiche. Prevenire per tanti motivi, prevenire perché non c'è solo detto prevenire è meglio che curare, ma perché prevenire costa ma molto meno. Prevenire significa pensare a non mettere in difficoltà un'economia, perché poi non c'è solo il danno diretto, ma c'è anche il danno indiretto, un'economia importante, qual è l'economia veneta. La tragedia dell'alluvione, secondo il presidente dell'Associazione Nazionale Bonifiche Massimo Gargano, ci consegna un'importante lezione. Non è sufficiente fare delle opere, bisogna mantenerle, bisogna adeguarle. Chi ha le responsabilità di governare i cittadini deve avere chiaro in testa, non di fare commissioni, agenzie, tavoli, centrali di studio che producono chiacchiere e nulla più. Dobbiamo fare le cose, dobbiamo mantenere le opere e dobbiamo adeguarle quando il territorio cambia. APVF, l'Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto-Friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti, e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore, e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 chilo, 2 kg, e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione, e questa è una garanzia. E prima di tirare un po' le conclusioni, anche con Moreno Morello ancora, noi andiamo a vederci un po' questo servizio, un appuntamento annuale con gli acconciatori di Confartigianato Marca Trevigiana. Tra poco.
Gli acconciatori della marca trevigiana ogni giorno sono alle prese con migliaia di chiome più o meno folte, ma se con forbici e phon parrucchieri e barbieri si destreggiano bene, qualche difficoltà in più la trovano nell'affrontare i forti venti di crisi. Sentiamo il presidente provinciale degli acconciatori di Confartigianato, Giorgio Bonaldo. Quest'anno è stato un anno abbastanza di crisi perché il parrucchiere in questo periodo la gente fa meno passaggi e quindi automaticamente ci sono più ore vuote che ore piene adesso. Quindi il parrucchiere è calato un attimo e comunque continuano a sorgere nuovi negozi e quindi il lavoro si divide sempre di più. Poi c'è un po' di concorrenza anche da parte degli stranieri che sono arrivati in Italia e ci fanno una concorrenza un po' sleale perché creano confusione di mercato. Come uscire da questa situazione? Una risposta può venire dal marketing e da un attento lavoro sulla propria immagine aziendale e personale. Proprio a questo proposito, Confartigianato ha organizzato una serata sul personal branding. Sentiamo Sebastiano Zanolli. Ogni volta che una persona in un negozio, per esempio un negozio di acconciatori, ha la possibilità di interagire con un altro individuo, in questo caso con il cliente, dovrebbe fare in modo che quell'esperienza sia assolutamente unica e legata alla sua presenza fisica. Quando tu riesci a fare qualcosa di questo genere, il tuo brand si rafforza e diventa unico e insostituibile. Che qualità servono per superare questo momento difficile? Risponde il vicepresidente Giuseppe Schiavinato. Oggi abbiamo bisogno di intelligenza, abbiamo bisogno di studio, abbiamo bisogno di crescere come persone. Dobbiamo smettere di essere parrucchieri bravi e ignoranti, dobbiamo essere parrucchieri intelligenti e preparati. Se gli acconciatori ci mettono la loro passione, la loro creatività e la loro professionalità, anche le istituzioni sono chiamate a dare una mano per sostenere il settore. Siamo sempre stati una categoria poco considerata, se non per il fatto di essere, tra virgolette, degli evasori. Cioè noi produciamo, continuiamo a produrre e tutto sommato di tutte le categorie alla fine siamo stati forse un po' gli ultimi a essere toccati dalla crisi. Questo insomma denota il fatto che il lavoro c'è, comunque continua ad esserci anche se in forma minore e questo insomma quindi forse un po' più considerati, questo sicuramente ci aiuterebbe tanto. Ed entriamo un po' per tirare le conclusioni di questa puntata dove abbiamo cercato di condensare questi messaggi che vi vogliono mandare due cooperative del territorio trevigiano, la Castellana di Castelfranco Veneto, la Montelliana di Montebelluna. Mangiate carne nostrana, carne dei nostri allevamenti. Nazareno Gerolimetto, produttore di carne nonché presidente della Castellana, un po' com'è andata allora questa iniziativa che è durata più di un mese? Beh, direi molto bene, abbiamo avuto una grande partecipazione, abbiamo potuto spiegare al consumatore che il nostro prodotto è buono, addirittura anche Morello adesso si è impegnato che ogni volta che andrà al ristorante chiederà da dove proviene la carne. Certo. Il nostro obiettivo lo raggiungiamo così, se riusciamo a far pensare al consumatore deve sapere cosa mangia. Noi quando abbiamo istruito il consumatore a chiedere la provenienza abbiamo fatto centro perché noi siamo i migliori e abbiamo il prodotto migliore. E in conclusione allora questo voto a Moreno Morello come conoscitore della carne? Beh, come apprendista gli diamo un voto di sufficienza, poi avremo modo di fare un altro corso di approfondimento, così poi prenderà anche un voto più pieno. Esatto, non è un problema se il presidente mi dà un voto, il problema è se mi dà la mano, hai capito? Perché me la stacca, lei faccia vedere la mano, la dimensione di un quarto di manzo, lui li misura così, i quarti di carne, se è grande come la sua mano è un quarto di manzo, lei li vende così, bravo. Allora, bravo. Moreno Morello è rimasto male per questa sufficienza appena raggiunta, ma durante Natale continuerai a studiare. Ci fermiamo qui, Cronache Trevigiane come sempre. Tornerà la prossima settimana, stesso orario, stessa televisione. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVF.